Ancora una volta sinonimo di ospitalità, ringraziamento, abbraccio, Gemona insomma è sempre aperta a tutti. Beh, cerchiamo insomma di restituire un po' di quello che abbiamo ricevuto e quindi insomma cerchiamo di aprire le porte per tutti quelli che vogliono venire insomma nella nostra comunità. È un anno significativo per i gemonesi, per tutti i friulani, per tutta la regione e credo per la nazione intera. Anche quest'oggi le Furlansi in Fiesta hanno voluto partecipare a questo grande evento di Gemona che abbraccia il Giro d'Italia con una tappa proprio a Gemona per l'anniversario. Noi abbiamo cercato di dare una mano qua con il ricavato che faremo per l'ospedale di Gemona del Friuli, speriamo che vada bene. Noi siamo sempre in festa, siamo Furlansi in Fieste e per la solidarietà e per chi ha bisogno. Quante birre sono volate? Molte perché fa caldo, per cui la gente beve volentieri un bicchiere di birra fresca. Diciamo che una birra tira l'altra. Esatto, molto bene, giornata stupenda e bene. E si continua? E si continua. Tutto bene, sempre bene, anche si fa feste, in allegria perché tutto bene. Speriamo che deriva da ma sicuramente per la solidarietà, però dai, tutto bene. L'importante è essere sempre davanti, ma da uno. No, sì, sicuro. Anche se diverti noi e ci di far divertire chi altri, e anche col mangiare col bevi, dopo il resto è tutto bene. Dai. Bene. Sì. Stai spinando la birra? Come sta andando? Bene, fa caldo. Fa caldo. È difficile spinare una birra secondo te? No, Dio, no, facile. Impara subito? Sì. Impara l'arte? Non lo so. E mettila da parte, bene. Complimenti. Come ti chiami? Veronica. Io vedo che lei è molto appassionata. No, io non so niente. Assolutamente. No. Neanch'io. Come sta andando? Tutto bene, grazie. Benissimo. E dopo mai? Siamo grandi ormai. Soprattutto si è mangiato e bevuto bene. Conferma? Molto bene, qua siamo i Furlansi in Fieste, dove sempre fiesta e facciamo beneficenza, che è la cosa più importante. Concorda? Sì, assolutamente. Noi siamo sempre presenti. E che roba è importante. Bene, complimenti. Grazie. A voi.